Questa è una mititrebbia che sta raccogliendo un campo di frumento. Il pane, la pasta e la pizza sono solo alcuni alimenti che vengono realizzati grazie a questo prodotto. In questo video proverò a svolgere tutto il processo di trasformazione del frumento, raccogliendolo prima con la mititrebbia e trasformandolo poi in pane grazie anche all'aiuto di mia nonna. Infatti non sono molto bravo come cuoco. Voilà, ciao ragazzi, allora con il sole di questi giorni è arrivato finalmente il momento di raccogliere il frumento. A breve arriverà la mititrebbia, quindi dobbiamo portare il trattore, il carro attaccato dietro vicino al campo di frumento, in modo che una volta raccolto poi possa essere anche scaricato. Eccolo qui, questo è tutto il campo che verrà a raccogliere tra poco il terzista con la mititrebbia. Per chi non lo sapesse, questo è il frumento e probabilmente, anche se non lo conoscevate, ne fate molto uso in cucina. Infatti i chicchi della spiga vengono utilizzati per fare il pane, la pasta, cioè la farina insomma, che serve per questi alimenti. Quest'anno, come potete vedere, ha un po' di erbacee all'interno, ma da quello che so è una condizione abbastanza comune che è successa a diversi coltivatori qui, insomma, nelle vicinanze. Fatemi sapere se è successo anche da voi queste erbacce qua. Comunque adesso vi spiego quello che ho intenzione di fare una volta che arriverà la mititrebbia. Per prima cosa farà qualche andata e ritorno il terzista, e quelle un po' più complicate vicino alla strada, in modo che prepara per bene insomma il campo, e successivamente proverò anch'io. Qualcuno tra di voi infatti potrà ricordare che la trebbia l'ho già utilizzata, ma non per raccogliere il frumento ma per raccogliere il mais, solo che non mi ricordo più niente in realtà di come si utilizza, quindi vediamo insomma se sarò in grado anche questa volta, ovviamente sempre sperando che il terzista mi lasci riprovare. Ricordo solo che è un mezzo gigante rispetto a tutti gli altri che utilizzo di solito in campagna, insomma. In teoria credo che sia anche il mezzo agricolo più grande di tutti, anche se vabbè ce ne sono ovviamente più grandi di questa, però in generale se si parla di mezzi agricoli credo che siano le mititrebbie quelle più grandi. Se mi sbaglio, che probabilmente potrebbe essere così, fatemelo sapere nei commenti. E dopo aver provato la mititrebbia voglio fare un esperimento, ovvero prendere tutti i chicchi, ok, raccolti dal macchinario, e provare a fare la farina e successivamente il pane insomma in casa, e quindi far vedere anche a voi come da un prodotto agricolo insomma all'interno di un campo si possa passare al prodotto finale da mangiare in tavola. Vediamo se sarò in grado. Ovviamente io non sono un cuoco né niente, chiederò alla nonna se mi aiuta insomma in questo processo. Ovviamente sempre, se riuscirò a fare il pane, sarà fatto con una farina grezza, perché da quello che so per fare la farina, quella che tutti conoscono insomma, bisogna fare anche altri passaggi, filtraggi eccetera eccetera, e quindi vabbè, intanto mi accontenterò di quella grezza sempre se riuscirò a farla. Adesso non ci resta altro che aspettare la mititrebbia. Non so se arriva dalla parte di là oppure da là. Ok ragazzi, trebbiatura del frumento 2024 iniziata, potente. Immaginate che dopo, a breve, ci sarò io sulla cabina, sempre che, come dicevo prima, mi lasci salire. In pratica il frumento viene raccolto dalla barra davanti, poi entra dentro il macchinario, i chicchi vengono separati dalla spiga, insomma dalla pianta, e quindi i chicchi restano all'interno. Questa qui invece viene mandata fuori e servirà poi, una volta essiccata, per far la paglia. Cioè in realtà è già secca quella del frumento, solo che essendoci anche l'erba all'interno, non so se il padre la lascia essiccare un po'. Ok, allora fatto due file dalla parte di qua, poi anche là in fondo insomma ha trebbiato un po'. Adesso però credo che il serbatoio sia pieno, quindi credo che scarichi all'interno del carro. Guardate quanta paglia che viene fuori, pieno di paglia, una bufera di paglia. Vediamo se butta fuori il braccio. Non scarica. Niente, per adesso non scarica, orca. Forse si sta tornando indietro. Eccolo, potente, eccolo.
iniziato a scaricare. Guardate che bello che è il frumento, bello secco. Il padre l'ha testato ieri, fa tipo 11 e qualcosa. Comunque vi farò sapere più di preciso il valore esatto, perché prima di raccogliere, o forse alcuni di voi non lo sanno, bisogna provare l'umidità del frumento per capire se è secco al punto giusto, insomma quanta percentuale di acqua c'è all'interno, perché se è troppo umido non si può raccogliere. Adesso vado a chiedergli mentre si svuota se posso fare un giro dopo. Bene dai, dopo posso fare un giro? Sì. Sopra. Sì, ha detto che la vende. Se qualcuno di voi è interessato mi faccia sapere nei commenti. Ok, adesso riparte e mi ha confermato per fortuna e dopo mi fa fare un giro anche a me. Vediamo se i comandi sono uguali a quelli che ho utilizzato per la raccolta del mais. Vediamo, perché comunque non è che mi ricordo tanto, insomma, dall'ultima volta. Ok, sta per scaricare la seconda volta. Ovviamente il frumento ci mette più tempo a riempire il carro rispetto al mais, perché è più piccolino come dimensione, insomma è molto più piccolo. Chissà se riuscirò a fare la farina e successivamente il pane dopo. Quello credo che sia l'impresa più complicata che porterò su YouTube, perché io come cuoco veramente non sono capace. Ho la conferma, fra pochissimo salirò sulla mia di Trebbia e per la prima volta trebierò il frumento. Ok ragazzi, allora sto guidando la mia di Trebbia ufficialmente. Guardate che roba potente, è gigante rispetto al tipo al trattore. In pratica mi ha spiegato perfettamente i comandi. Questo qua serve per andare avanti, andare indietro, perché non mi ricordavo insomma io com'era l'avevo utilizzato per il mais ma non mi ricordavo più. E poi il frumento mi ha detto che è un po' diverso rispetto al mais. Infatti non ha solo la barra davanti come succede per il mais, ma ne ha, oltre alla barra insomma che c'è in basso, c'è anche la ruota che gira, e per regolarle quelle si utilizza queste due leve qua. La prima leva serve per regolare la barra sotto e questa qua invece serve per regolare la ruota. Devo stare attento perché stavo andando fuori, cioè troppo indietro, insomma rischiavo di non prendere un po' di frumento. La parte più difficile è entrare lungo la fila e uscire, perché quando si esce devo controllare che ci sia, cioè la ruota in pratica devo abbassarla e poi devo alzare la barra, perché altrimenti se no tira dentro anche la paglia che è già stata trebbiata, insomma. Quindi quella è la parte più complicata tra virgolette. Poi mi ha detto comunque che per qualsiasi problema eccetera, per fermare il macchinario io posso semplicemente tirare questo leggermente indietro e questo si ferma. Se lo tiro troppo indietro invece inizia la retromarcia, ecco. In pratica questa macchina è larga sui 3 metri, quasi 4 metri, alta più o meno altrettanto, 3 metri passa, e lunga non lo so, sarà 8 metri più o meno, credo. Invece come potenza è 130 cavalli, davvero potente. Adesso devo arrivare in fondo a questo filare. C'è tanta erba quest'anno perché probabilmente ha piovuto tanto, come vi dicevo prima anche altri hanno avuto questo problema. Mi ha detto prima il terzista che in realtà non è, cioè non fa niente al frumento, ecco, non l'ha rovinato, ecco. Dai che siamo quasi in fondo, e anche al campo siamo quasi in fondo. Alla fine non ho trebbiato questa mattina, ho aspettato il pomeriggio, così c'era il campo bello libero. Mamma mia che macchina potente! Nei prossimi giorni dovremo anche venire a imballare qua tutta la paglia. Proviamo a dargli un po' più di velocità. No, non troppo, perché comunque è molto sensibile questa manopola qua. Dai che siamo quasi in fondo, rallento un po', devo abbassare quello che gira e alzare la barra. Ok, inizio già. Ok, perfetto. E questa è per fermare la barra. Ok, ci sono riuscito.
Sono stato bravo. Ragazzi, ho guidato la Mieti Trebbia potente. Adesso prendiamo un po' di frumento dal carro e portiamolo alla nonna. Adesso siamo in cucina con la nonna e proveremo a fare il pane con il frumento che abbiamo raccolto con la Mieti Trebbia. Questo è il frumento e ho riempito anche forse troppi contenitori. Vediamo quanto ce ne servirà, quanto ce ne servono. Facciamo mezzo chilo. Mezzo chilo. Vediamo cosa esce fuori. Cercheremo di ottenere un panino come questo, ma non credo che venga fuori così. Oppure anche fatto a filoncino. Ah, anche sì. Adesso vediamo, dai. Proveremo a fare diversi esperimenti. Allora, per prima cosa c'è da fare? Allora, mettiamo un po' di acqua. Acqua. Tiepidi. Ma dovresti macinarlo prima? Allora, prima maciniamo. Direi di sì. Allora maciniamo. Allora aspetta un attimo. Vediamo. Mettiamo un po' di acqua qua. Dentro. Non tanta che... Quella l'avevi riscaldata già? Sì, tiepidina. Ok. Poi questo qua che è? facciamo- Cos'è quella roba lì? Il dado di lievito di birra. Lievito di birra. Mezzo dado di lievito di birra. Ma non si può usare il lievito di vino? Esiste? Io non ho mai sentito che... non so. Esiste Allora, il lievito di vino o c'è solo quello di birra? Come mai si chiama così poi? non lo so, questo, Vabbè. questo lo chiudiamo, bisogna metterlo nel frigo, altrimenti va a male. Una presina di sale Un po' di sale dentro l'acqua. Facciamo dentro vedere. all'acqua, Un po' di sale dentro l'acqua. Ok. e Ma te chi è che ti ha insegnato a fare? da tanto tempo, però lo faccio con la farina bianca. No? Lo zucchero, cosa fai? Mezzo Ma sei cucchiaio. sicura? Lo zucchero dentro il pane? Sì, dentro un altro. Ancora un po'. Porca, l'ho buttato. Beh, e dai, è lo stesso. Aspetta, allora se facciamo così noi. Ecco, basta così, Così? lo metti giù. Dentro? Dentro l'acqua. Mescolo adesso. Mescola bene e Ma anche con il lievito di birra? Sì, tutto? sì. Deve Facciamo sciogliersi vedere qua. tutto. Deve sciogliersi tutto. Ah, si deve proprio sciogliere? Sì. Non ha tanto un bel aspetto. Ma comunque è così, va così. Sei sicura allora? Più che sicura. Ecco, lo lasci lì, si scioglie. Te Stiamo mescolando. comincia a macinare il grano. Sembra tipo... Lascia lì che si Presente scioglie. quando c'è che dopo aver piovuto c'è la terra tutta impaltanata, ecco, un po' di Lo fango. puoi lasciare lì che si scioglie da solo. Questo lo metto nel frigo. Che profumo. Questo lo metto nel frigo, altrimenti va a Mettila male. nel frigo, sì. Dopo cosa c'è da fare? Ecco, macina il grano. C'è da macinare adesso. Ma quanto? Bisogna pesarlo prima? Mezzo chilo. Devi pesare Quindi, mezzo chilo allora pesiamo mezzo chilo di grano. Allora adesso pesiamo mezzo chilo di di grano. di frumento. Aspetta, prima accendiamo Questo. qua. Sovversiamo. 100, 200. Ma queste qua però sono grani, non è già È la lo farina. stesso. Sei sicura? Beh, sarà sempre mezzo chilo, no? Se invece magari c'è un po' Si di... aumenta o diminuisce. Sì, magari sì, vediamo. Ma dai, il peso è sempre quello, Guarda, 98, ce la facciamo? 99, 501. Vediamo se riesco a fare 500 giusti. Togliamo un grano. Dai. No, 500 giusti, eccolo. Ok, adesso mettiamo Questa si dentro. può- Allora, facciamo 200. Bisogna mettere il coperchio. Attenzione, super power, adesso si parte. Cosa devo mettere adesso? Velocità 10. Adesso esplode, mamma mia. No, lo devi ancora? Bisogna macinarlo ancora. Direi di sì. Questa è 250. Allora, 250 grammi di farina. Adesso dobbiamo farne altri 250. Esatto. Sempre uguale, quindi rimetto il bimbi qui sopra. Ok, adesso riprendo. No, c'era già lì. se non Perché mi i biscotti, a dire la verità, sono granulosi così. Dopo non so se si può fare anche Bilancia, più sottile, tara. non so. quelli erano 250, quindi questi anche. Infatti. Ok, e adesso torniamo al normale. Nonna, eccola qua, questa è l'altra farina. Ma è macinata uguale a questa? Sì, uguale. Hai dato gli stessi tempi? Sì, più o meno, sì. Ecco, allora metti. Ok, senti che bella calda. Allora adesso Profumata. direi di mettere ancora un pochino di sale, non tanto. Ti piace come farina, come è venuta bene nella consistenza? Ma forse io che ero abituata con quella bianca è più sottile, no? Quella bianca è più sottile. Più farinosa. Tanto di più sottile. Magari non viene bene adesso. Beh, proviamo, dai. Proviamo, dai. È una prova che stiamo facendo. Allora, questo è
il lievito di birra. Per birra. Ah, lo butti al centro pian pianino. Ma me lo devi dire a me cosa devo fare? No, io devo farlo. Ah, devi farlo te. Allora mescola. Ma come mescolo? E gira finché si Quanto? assorbe. Quanto devo mescolare? Non, ma al centro, lateralmente? Alessandro, tutto mescola. Senti, c'è la mia sorella da Bisogna fuori. fare l'impasto, capito? Ma con quanta acqua gli metti? Vedi che ho preparato, ne ho messa poca prima proprio. Perché diventa perché- un esperto mescolatore. Ma bisogna mettere ancora un bel po' di acqua, no? No, ma dopo c'è da lavorarla con le mani, vuoi che la lavori io con le mani? No, adesso me le lavo. Le ho avevo già già lavate, ma lavate. me le rilavo ancora meglio. Posso sentire? Provo a sentire, va bene? Sì. E anche sì. Basta, Bene. qua c'è da fare l'impasto. Allora adesso mi lavo le mani. Lava le Mi mani. tolgo il braccialetto. Però non lo so. Non ti piace? È troppo grossa? Sì, forse Bisognava macinarla di più, secondo me. Senti che calda è, no? deve essere girata bene in modo che il lievito vada dappertutto. Mi sento un po' IDF che fanno da mangiare. Non si Di impasta solito così. loro fanno sempre ricette strane. Non va bene così, io non lo so come si fa a impastare. Vengo io, dai, se vuoi vengo io a impastare. Potrei fare tipo da fare i modelli, è presente una volta si facevano le sculture. Sì, è vero. Raccogli bene anche sotto. Siamo sicuri che è buona da mangiare, com'è che si dice? beh. Commestibile. Direi proprio di sì. Guarda che l'ha raccolto tutto il frumento. Deve venire tutto omogeneo, capito? Non mi sembra che lo sia, dai. Tipo io faccio così. Non va mica bene. Devo schissarlo, no? Cosa devo fare? Lavorare. Tu cosa faresti così? Esatto, poi la giri, la... Te quante volte hai impastato nella tua vita? Ah, non ti dico. Tante Ho volte? mangiato anche oggi le lasagne fatte in casa. Dai, le volevo anch'io. Vuoi che te le faccia? Te le faccio. E se viene bene dopo nonna, come si fa? Facciamo altro pane fatto in casa? Allora adesso fa così, ascolta. Ah. Unisci tutto, fai una palla. Fai Una palla. Per lievitare. Questa vai. fai così. Bella palla. Fai così, che rimanga che respiri. Che rimanga senso? un po' un vuoto sotto. Ah. E poi la chiudi. Tipo come... Guarda, la mia pasta, credo. Dai che sto registrando adesso, cosa ti metti in mezzo? Lascia stare. Ecco, e così. E adesso si copre bene, prendiamo, Ah basta, si lascia lì adesso. si lascia riposare un paio di orette. Là. Là, E adesso quanto bisogna lasciarla lì, un nonna? paio di orette. Cioè dopo quindi bisogna fare i panini. Dopo si fa i panini e dopo li lasci lì a riposare una bella mezz'oretta. Allora questa la mettiamo qua. No, ma adesso lascia lì, cosa fai? Tiri via tutto. E no, ma adesso la copro, deve essere coperta, hai capito? La pellicola sopra e poi deve essere coperta. Ma perché è il buio? Perché a me hanno insegnato così, deve essere ben coperta, che non passi aria e ben coperta. Là, È rimasto un po'. così, così e così. Ecco, lasciamo lì 2 orette, 2 orette. 4 e mezzo, 5, 6. Dalle 6:30. E dopo si fa i panini. E si mettono in forno? È diventata gigante, ha riempito tutto il coso. Non ho capito se è buono oppure no. È arrivato finalmente il momento di preparare le forme del pane. Dove stai mettendo? Un po' di farina, fare un po'. Vedi con che le bella mani. che è. Potente. Sai- Ancora a reimpastare. Prendiamo la farina e allora sbatti dentro qua. Così. Ok. Fai tipo pagnottina, Com'è che si fa? io lo terrei anche più bassino. Ah, sì, è vero, è E bello. prendi magari anche un coltellino, fai gli segni così, hai capito? Prendilo te, nonna. Allora io preparo le pagnottine e tu fai i segnetti. Ma che belli che sono, nonna! Primo pane che ho fatto nella mia vita, nonna. Questo qua è troppo grande, no? Tienilo più piccolino che si cuoce meglio. Ma dovresti farglieli. Ah, ecco così. Ma che belli che sono, Puoi nonna. fare anche dei filoncini, hai capito? Adesso cambia magari il formato. Cosa facciamo? Un altro formato? Guarda, lo schiacci così. Fai un filoncino tutto girato. Ma cos'è un filoncino? Ara, che bello, nonna, ara! Questo, la carovetta! Però che lo stai schiacciando troppo, però. Che belle pagnottine. Oh no, nonna. E questo è l'ultimo, come lo facciamo? Io proverei anche una treccina. E come fai a farla questa? Siamo quasi alla fine. Guardate che bei pagnottini che sono venuti fino adesso. Io però sai cosa farei? Con un po' di olio. No, non è tanto una trice quella lì. Lo so, non mi è venuta bene. Vabbè, era così per dire, insomma, vuole No, fare no. la treccia. Avevo Aspetta. ragione o no, nonna? No, certo. Ah beh. Allora, così. Ecco, dai, adesso è più...
Così. Io però, se ci fosse un pennellino oppure in un piatto un po' di olio, ungerei sopra. C'è un pennellino? Adesso passiamo con un po' di olio sopra il pane con un pennellino, ha detto la nonna. Con questo pennello qua ungiamo un po' e lo passiamo sul pane. Così, nonna? Sì. Ma che bello! Bagnalo bene. No, te vai infame, eh? Lo metti subito a 100. Questo è proprio un pane genuino. Pane fatto in casa. Genuino. Proprio fatto in casa anche il frumento. Allora fatto lo in mettiamo campo, quello. dentro. Ok, adesso è arrivato il momento di infornare. Guardate che belle che sono adesso, vediamo dopo. Adesso assaggiamo il pane che abbiamo appena fatto io e la nonna. No, nonna. Ma quello da stare anche a me. Molto buono. Buono? Anche il nonno. L'empondrio de sal.